Sono Nicola Franchetto, sono socio titolare assieme a mio fratello Alessandro del Fiore della Salute, azienda specializzata nella vendita del radicchio rosso di Treviso IGP. Io sono cresciuto in azienda fin da piccolo, posso dire che ho mangiato latte e radicchio e quindi il prodotto lo sento mio fin da quando sono nato. Ho visto appunto l'evoluzione e il migliorare della qualità anno dopo anno fino a raggiungere quello che è la massima espressione di questi giorni. Il Fiore della Salute nasce da un'idea di nostro papà, che è esperto dei mercati finanziari, e nel 2015 diciamo che il mondo dell'e-commerce era molto in alto come attività e ci ha suggerito di aprire il primo e-commerce dedicato alla vendita online. Da qui mio fratello Alessandro ha preso questa idea, l'ha fatta sua e ha creato appunto il Fiore della Salute, e da più di 8 anni spediamo in tutta Italia e Europa il pregiato radicchio rosso di Treviso IGP. Ciò che contraddistingue appunto il radicchio tardivo dagli altri radicchi è la sua dolcezza e concretezza. Questo deriva dalla fase di imbianchimento, ovvero la fase di forzatura in cui il radicchio viene immerso in queste vasche d'acqua dove l'apparato radicale assorbe tutti i sali minerali appunto dell'acqua e lo rende dolce e mantiene la sua caratteristica bianco-rossa molto marcata che lo contraddistingue appunto dagli altri radicchi. Una delle caratteristiche fondamentali che lo rende anche a marchio IGP, la sua unicità, è legata al territorio. Infatti il microclima che si crea nel territorio trevigiano, legato anche alle brinate, gelate che si hanno soprattutto nel periodo invernale, rendono questo radicchio unico proprio perché gli permette di mantenere ulteriormente quel colore intenso bianco e rosso che poi va a contraddistinguerlo. Io e Alessandro negli ultimi anni, per dare un'evoluzione dell'azienda, abbiamo deciso di trasformare il radicchio e utilizzarlo sotto diverse forme. Quindi oltre a promuovere e a vendere il radicchio fresco abbiamo deciso di trasformarlo. Il primo prodotto che abbiamo lanciato sul mercato è stato birra tardiva, nata dall'esigenza appunto di far sì che il nostro cliente percepisse il radicchio non solo nel periodo invernale ma tutto l'anno, anche nel periodo estivo, e quindi grazie all'incontro con un mastro birraio con anni di esperienza abbiamo fatto una notevole ricerca affinché all'interno del prodotto si sentisse il gusto intenso del radicchio. La particolarità deriva dal fatto che il nome Tardiva, oltre che a utilizzare il radicchio tardivo, deriva dal fatto che il gusto si percepisce più tardi, quindi nel momento in cui la birra si scalda in bocca si può percepire anche il radicchio tardivo nel suo gusto delicato e leggermente amarognolo. È stata una sorpresa per noi nel 2021 ricevere una mail da parte di un chef stellato che opera a Barcellona nel suo ristorante, e scoprire che era anche un 3 stelle Michelin era un motivo d'orgoglio per noi di far arrivare il radicchio oltre l'Italia, quindi a Barcellona nel suo ristorante, perché diciamo essere presenti in ristoranti che valorizzano il tuo prodotto in maniera eccellente è davvero qualcosa di unico. Da lì è nata oltre che un rapporto di amicizia, un rapporto di collaborazione che ci ha permesso in questi anni di creare nuove ricette grazie appunto alla sua esperienza e alla sua professionalità, che ci permette di elevare il radicchio in termini di qualità e di posizionamento. Perché si dice a chi non vuol far fadighe il terreno che produce ortighe. Tradotto in italiano significa a chi non vuol far fatica il terreno produce ortiche, ovvero per produrre e ottenere qualcosa nella vita bisogna darsi da fare, e questo vale sia nella vita appunto ma soprattutto anche nel mondo della coltivazione e nella produzione del radicchio. Ciao Fioi di Treviso Tiriamo in Su, è un onore per noi del Fiore della Salute collaborare con voi e vi ricordo che chi non lavora non mangia.